Se l'arte in generale serba la forza del potere creativo ed ha al contempo una funzione didattica e consolatoria, è positivo che in un momento difficile come questo ci siano persone e istituzioni che mettano l'arte a disposizione della comunità. In quest'ottica nasce la mostra in corso alla Fondazione Querini Stampaglia, nella quale parte del fondo fotografico Luigi Ghirri è esposto in accostamento alle sculture di Paolo Icaro, niente meno che nell'ala Carlo Scarpa del Palazzo Veneziano. Lo spirito con il quale è concepita la mostra, titolata Le pietre del cielo, rispecchia quello della famiglia Querini Stampaglia, che, non avendo eredi, donò il palazzo alla città di Venezia alla fine dell'Ottocento, affinché fosse aperto ad attività culturali, quando tutte le altre istituzioni cittadine rimanevano invece chiuse. La scelta di accostare lo scultore piemontese Paolo Icaro al fotografo emiliano Luigi Ghirri è stata fatta dai curatori Chiara Bertola e Giuliano Sergio, perché Paolo Icaro ha la capacità di scolpire il vuoto, di dare forma all'aria, che è quello che Ghirri faceva con la sua fotografia dei paesaggi. La location, poi, non avrebbe potuto essere più adatta, quell'ala del palazzo Querini Stampaglia risistemata da Carlo Scarpa. L'artigiano bizantino, lo scalpellino romanico, il gioielliere gotico. Visitando la mostra ci si perde un po' nell'anima del quotidiano di Ghirri, con la sua poesia, oseremmo dire, astratta, e si viene poi ghermiti dalla forza del marmo di Scarpa, delle sue linee rigorose, tracciate in ottone sui muri di pietra. E si torna infine verso il concreto, con le sottili idee scultoree di Paolo Icaro. Le opere di Paolo Icaro sono costruzioni intime, memorie che tracciano le coordinate di una possibilità dell'abitare. Questa possibilità è resa attraverso elementi minimali, in ferro, gesso e pietra, che lavorano con la flessibilità e il frammento, la stabilità e la caduta. Le sue strutture evocano una spazialità mentale che è memoria dei luoghi, tema caro alle immagini di Luigi Ghirri, in cui l'esperienza del quotidiano riesce a diventare mitologia. Lavorava con la fotografia in un modo del tutto inconsueto, all'opposto dei Cartier-Bresson, di Magni, di quelli che intendono la fotografia come resoconto del reale. Quello che intendeva proporre Ghirri era invece un resoconto della sua anima. Non c'è quasi mai l'uomo, ecco perché in un certo senso ce n'è troppo, nel senso che siamo già trapassati, lì in quell'immagine siamo passati e trapassati. La nostra frequenza evidentemente non è sufficiente, facciamo meno parte di quel tessuto. Non ho mai conosciuto un artista così simile a se stesso come Luigi, in tutti i campi dove l'arte si muove. Cioè, Luigi non poteva essere altro che quello. Fra loro due c'è stato un rapporto e Dalla è stato al centro di tante immagini di Ghirri, ma io di Ghirri ho invece l'idea di un mondo deserto, di un deserto rosa per l'appunto, in cui non c'è nessuno di noi, o ci siamo come memoria di noi, come noi in l'aldilà, e l'aldilà dove lui è e dove noi siamo con lui. E quindi questo è il sentimento profondo di quelle immagini, a partire da quell'Atlante senza nessun riferimento alla realtà fisica. In un certo senso, dunque, l'accostamento Ghirri-Icaro-Scarpa riunisce tre espressività diverse, fotografia, scultura e architettura, in un momento temporale unico, dal quale è lo spettatore stesso a trarre conclusioni, intuizioni, pensieri, idee, come spesso accade quando ci si accosta all'arte contemporanea. Le fotografie di Ghirri, quando fra gli alberi si sente proprio questa solitudine delle cose che sono avvolte da questo spazio in cui l'uomo si riconosce, dovrebbe sentire il piacere di una natura trasfigurata, di una natura che diventa sì astratta, ma è così amica, è così familiare ai nostri occhi. Ecco, non sarebbe male vedere in questa mostra, in fondo, un piano zero di un'esperienza molto meno complessa, intricata, di quanto forse i presupposti ce la fanno vedere.